progetto Piacere di conoscervi, che si occupa di pesce povero, la misura 568 del FEAMP, si inquadra perfettamente nella politica di valorizzazione delle risorse ittiche, una politica che è sempre più utile a diversificare il consumo di risorse che, come tutti sanno, devono essere al centro di politiche di ripresa degli stock, di tutela, quindi è importante che il consumo si diversifichi da quelle che sono le specie più comunemente consumate, richieste sul mercato, alle specie meno conosciute, che peraltro in Sicilia hanno una lunga tradizione gastronomica. Quindi qualsiasi progetto riesca a recuperare questo patrimonio anche culturale e gastronomico, nei rilanci l'utilizzazione, il consumo a livello delle scuole, credo che faccia una opera assolutamente positiva e utile nella generale politica di valorizzazione delle risorse e diversificazione dei consumi. Come tipo di pesca che noi facciamo per ora sono delle rete da monofilo, diciamo i lacciareggi, che usciamo la mattina alle 3, dunque un'ora per andare sul luogo di pesca. Quando comincia a sorgere il sole, diciamo che fa l'alba bella chiara, tiriamo e veniamo qua a fare vendita. Rispetto al pesce, diciamo, di pregio o la cipolla o l'ombrina, diciamo che rimane sempre. Secondo me è perché le persone ormai sono abituate, diciamo, al pesce sbrigativo, una squamata, bollito e via. Qua è più camurrioso perché a scaldare, a fare, a dire, c'è più spine e questo, però per conto mio io lo mangerei sempre. Oggi dalla OP di Trapani e Isolegadi sono arrivati dei meravigliosi tonnetti, palamiti, anzi più esattamente, tonnetti è la famiglia con cui generalmente vengono chiamati questi pesci, ma questa è palamita. Con la palamita abbiamo deciso di fare un piatto fresco, primaverile, che racchiude molti elementi della nostra tradizione. Rosy, cosa prepariamo allora? Allora, oggi vogliamo proporvi delle busiate con un pesto di mandorle e basilico e il nostro palamito. Allora, qui abbiamo il nostro basilico, dei pomodorini, la cannella, le mandorle, la busiata, dell'aglio e il palamito. Allora, prima di tutto andremo a fare il nostro pesto di basilico e mandorle. Per facilitarci nell'operazione, noi abbiamo preferito tritare prima le mandorle, prima di metterle insieme al basilico, in modo che poi quando le andremo a lavorare con il mix verrà più facile e la crema sarà più omogenea, il nostro pesto sarà più omogeneo. E allora andiamo a mettere le nostre mandorle, il nostro basilico, andremo a mettere l'olio che ci aiuterà ad emulsionare il tutto. L'olio delle nostre valli trapanesi. Assolutamente. E andiamo a emulsionare il tutto. Ci aggiungiamo un goccino Sì, d'acqua. ci aggiungiamo un goccino d'acqua. Dobbiamo continuare a mixare fino a quando non otteniamo una crema omogenea. Il nostro pesto al basilico e mandorle è pronto. Adesso passiamo al nostro pesce che abbiamo fatto sfilettare, vedete, questo è il filetto del pesce sfilettato, e che poi andremo a tritare facendo così una polpa che andremo a passare poi in padella. Quindi accendiamo la nostra padella, ok, l'olio sempre della nostra terra.
Aspettiamo che si riscalda l'olio, nel frattempo andiamo a tagliare dei pomodorini che andremo a saltare insieme al pesce. Allora andiamo a mettere il pesce in padella insieme al nostro pomodorino. Lo possiamo anche spegnere. E il pesce quando è fresco, diciamo, non ha bisogno di cotture prolungate o eccessive, anche perché meno il cibo si cuoce, più mantiene le sue caratteristiche organolettiche. Andiamo a mettere un pizzico di sale. E a questo punto, a fuoco spento, andiamo ad aggiungere il nostro pesto, che ci servirà per amalgamare la pasta. Oggi qui noi abbiamo proposto la busiata, che è la tipica pasta fresca del nostro territorio. Ma è scura, la vedi scura? Eh sì, è strano, è scura, è particolare questa busiata, Questa non è fatta vero? con grano di turminia, molito a pietra, quindi un antico grano siciliano coltivato in biologico. Bene, allora noi ovviamente la pasta l'abbiamo già cotta. Sì, la vado a prendere e in adesso cucina. Vai a prenderla. Ecco la nostra busiata appena cotta. Perfetto. Allora la andiamo a mettere nel nostro sugo e la facciamo saltare. A questo punto andiamo ad aggiungere un pizzico di cannella per dargli un po' di profumo. E andiamo a impiattare. Ecco qua. Prendiamo una bella foglia di basilico fresco e il nostro piatto è pronto. Questa meraviglia quanto ci costa? Ma Abbiamo messo quanto 50-80 grammi di pesce? sì, a porzione sì, all'incirca. Quindi Quindi siamo- diciamo intorno ai 2 euro forse, Ah. considerando la pasta fresca, l'olio, le mandorle. Quindi su per giù questo è il costo del piatto. Quindi un piatto fresco, colorato, Velocissimo da fare. velocissimo da fare e sicuramente buonissimo. Il profumo è... Ora lo assaggiamo per voi. Magari. Quindi buon pescato siciliano. E buon appetito. Per riconoscere la freschezza del pesce bisogna attenzionare alcune cose. Primo fra tutti l'occhio. L'occhio deve essere vivo, di colore brillante, la pupilla nera, e non deve essere opaco, e la pupilla deve essere convessa, cioè praticamente sporgente. Una pupilla concava è indice di non freschezza del pesce, così come una pupilla opaca. Il muco cutaneo, altra caratteristica del pesce fresco. Il pesce praticamente è rivestito da una sostanza chiamata ganoina,
che appunto è una sostanza viscida. Questa sostanza ci deve essere, quindi il pesce deve avere questa lucentezza, questa iridescenza e questo muco, che in un pesce non più fresco non c'è, il pesce più secco e soprattutto a volte tende anche al giallo. Poi la rigidità cadaverica ci deve essere, quindi le carni diventano molto sode e dure, per cui se vediamo un pesce flaccido non sarà più fresco, invece il pesce fresco è molto rigido. Altra cosa, le branchie devono essere rosso vivo, quasi tendente al rosso scuro. Quando le branchie sono sbadite di un colore aranciato, roseo, allora il pesce non sarà fresco. Gli opercoli, che sono quelle aperture laterali che il pesce ha, devono essere argentei. L'odore deve essere buono di alghe, perché diciamo, quando il pesce non è più fresco comincia a produrre delle sostanze di degradazione che hanno un odore di putrefatto e di rancido. Altra cosa, ovviamente le squame, per i pesci che hanno squame, non si devono staccare facilmente, ma devono essere, diciamo, difficili da togliere, tant'è vero che si grattano per toglierle. Oggi l'OP Trapani Isolegadi ci ha dato un bellissimo palamito, anzi una cassetta di bellissimi palamiti. Oggi facciamo una ricetta particolare, non una tradizionale. Poi vediamo di riuscire a farne anche qualcuna tradizionale, ma oggi abbiamo deciso di andare su una proposizione diversa. Abbiamo sfilettato il pesce e questo lavoro lo potete fare sempre in pescheria o dal vostro pescatore di fiducia, per chi non è pratico, oppure farlo non è complicato, proprio togli la lisca, lo tagli a metà, togli la lisca e poi lo riapri 2 volte se devi fare l'involtino, in modo che viene più sottile. Allora Nino, come lo prepariamo? Sì, oggi facciamo questo palamito, lo facciamo con capperi e olive, facciamo un involtino di palamito con capperi e olive nere. Perciò andiamo a fare un pesto di aglio, ovviamente rosso di Nubia, e poi lo pestiamo, mettiamo un po' di sale per schiacciare meglio l'aglio, giustamente, e andiamo a schiacciare l'aglio. È un piatto che è molto forte come sapore, un sapore molto robusto, molto particolare, anche perché c'ha molto aglio. Mettiamo il nostro origano e facciamo proprio un pestato di aglio e origano. Un filo d'olio. Allora, ora passiamo alla farcitura proprio del nostro pesce. Abbiamo pestato appunto il tutto. Nino, il pesce lo saliamo, va bene quello che ho messo nell'impasto? Allora, il pesce non lo saliamo all'interno perché mettiamo già l'aglio che è abbastanza salato. Spalmiamo il nostro aglio. Ok, andiamo a chiudere possiamo accendere il fuoco nel frattempo. Olio extravergine d'oliva in padella. Infariniamo. Vediamo senza. Ok.
Giustamente se la fettina è più compatta è meglio è. Cioè cercate nel modo ok. Qua abbiamo il nostro involtino semi pronto. Andiamo a preparare il condimento ora. Allora andiamo sempre con l'olio d'oliva. Mettiamo un po' di cipolla tritata. Nel frattempo la nostra cipolla sta rosolando, abbiamo già tagliato un pochettino di pomodoro. Andiamo ad aggiungere un pochettino di pomodori e la facciamo insaporire. Mettiamo un po' di capperi. Mettiamo qualche oliva. Un po' di pepe. E lasciamo cuocere un attimino. Poi, quando siamo a cottura quasi ultimata, andiamo ad aggiungere, a fine di cuocere, i nostri involtini. Perfetto, ci siamo ragazzi. Passiamo all'impiattamento. Il condimento dei nostri golosi. Pronto a tavola.